Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Questa settimana non possiamo che iniziare con il big match della giornata. Infatti si è giocato il derby di Milano, un derby abbastanza bruttino da vedere, in quanto il Milan, arrivando da un pessimo momento, è sceso in campo con la sola idea di difendersi. Si è schierato molto basso, con linee compatte, senza praticamente mai fare un'azione d'attacco in tutto il primo tempo. Primo tempo che si è concluso sul risultato di 1-0 per l'Inter, che è riuscita a sbloccare il match su una palla inattiva. Un fondamentale in cui la squadra rossonera soffre molto, invece i nerazzurri sono stati abili a sfruttare il taglio sul primo palo di Lautaro Martinez che con un colpo di testa deviato ha siglato così il gol del vantaggio. Nel secondo tempo Pioli è corso ai ripari, ha cercato di cambiare qualcosa, ma la sostanza del match non è cambiata. Il Milan è stato annichilito, non ha praticamente mai tenuto il possesso del pallone, ha avuto solo un paio di occasioni, frutto più che altro di un pochino di superficialità da parte dei giocatori nerazzurri che hanno perso due palloni sanguinosi. In uno, però, il più importante occasione, Olivier Giroud, solo in area di rigore, non è riuscito a stoppare bene il pallone, favorendo così il recupero dei difensori. L'Inter ha, tenuto le redini del gioco sempre durante la partita, anche nel secondo tempo. Aveva trovato anche il 2-0 con un'imbucata di Lukaku tramite una spizzata di testa per Lautaro Martinez, ma il giocatore argentino era in fuorigioco per davvero pochi centimetri. Inter che quindi porta a casa 3 punti fondamentali e soprattutto un'altra iniezione di fiducia. Milan che arriva alla quarta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni e soprattutto la terza in campionato. Milan che così scivola al sesto posto, sopravanzato da diverse squadre. Ma andiamo con ordine. In testa alla classifica troviamo il Napoli, che ha vinto 3-0 la partita del Picco contro lo Spezia, una partita che sembrava potesse essere difficile per la squadra napoletana, in quanto il primo tempo era terminato sul risultato di 0-0, ma un rigore subito a inizio secondo tempo per una clamorosa ingenuità dei difensori spezzini ha aperto le porte della gara al Napoli, che ha dilagato con uno stupendo Victor Osimhen, autore di una doppietta. Napoli che così ha vinto per 3-0, vittoria anche per la Roma che si issa al terzo posto, ha battuto per 2-0 l'Empoli con 2 gol nei primi 10 minuti. Pareggi invece per la Lazio che ha fatto 1-1 contro il Verona e invece una battuta d'arresto per l'Atalanta che ha perso 1-0 contro il Sassuolo. Una partita viziata dall'espulsione del terzino Mele che ha lasciato l'Atalanta in 10 uomini dal 40° minuto del primo tempo sul risultato di 0-0. Un'altra comunque vittoria importante per il Sassuolo dopo che la settimana scorsa aveva battuto il Milan. Si è tolto così dalle zone pericolose della classifica. Terminiamo il nostro appuntamento con la prima medaglia d'oro conquistata ai mondiali di sci dalla nazionale italiana. Infatti Federica Brignone ha vinto l'oro nella combinata nordica che prevede 2 manche, una su Super G, quindi su gigante, e una su slalom. Ha battuto la favorita d'obbligo Michaela Schifrin, infatti l'americana, protagonista in questa stagione in quanto ha raggiunto e superato il record di vittorie in Coppa del Mondo di tutti i tempi al femminile ed è molto vicina anche al record di tutti i tempi maschile, un record raggiunto grazie alle vittorie nella sua specialità prediletta, lo slalom, ed è proprio qua, nella seconda manche dello slalom, che stava facendo la differenza, rimontando la nostra italiana, ma a sole 3 porte dalla fine, a causa di un errore, è finita fuori gara. Così Federica ha potuto festeggiare il primo oro della spedizione italiana. Speriamo ne possano arrivare molti altri. Bene, per questa settimana con Passione Sportiva di Mattia è tutto. Ci vediamo settimana prossima con i risultati del Sei Nazioni di rugby, delle primi tornei su cemento
di tennis e speriamo con buone notizie dai nostri italiani. Un saluto a tutti, ciao!